In Italia si è votato domenica scorsa, in Sicilia si voterà domenica prossima. Elezioni amministrative naturalmente, ma possono essere da indicatore per un governo nazionale o anche per il suo governo regionale? No, io lo escludo. Le elezioni amministrative chiamano in causa componenti, fattori, variabili assolutamente non riscontrabili nelle elezioni regionali e nazionali. Certo è che c'è una carenza di classe dirigente. Io penso che fra qualche anno sarà difficile trovare un candidato sindaco, proprio perché non ci sono più i partiti, non ci sono più le scuole di partito, non c'è più il vivaio che deve preparare la classe dirigente del domani. Io spero che almeno in Sicilia la consultazione elettorale si possa svolgere nella massima serenità. Quanto al governo regionale, per ora lavoriamo, fra un anno parleremo anche di coalizione. Presidente Musumeci, i temi della campagna elettorale lasciano spazio anche, forse e soprattutto, a quelli di carattere nazionale e regionale. Per esempio il PNRR, che è stato un po' tenuto da parte per la Sicilia. Perché? Il PNR intanto è un oggetto sconosciuto e misterioso, perché neanche a Roma hanno capito cosa fare e come agire. C'è bisogno di convincere la classe dirigente romana che le regioni vanno coinvolte quando si tratta di dover scegliere obiettivi prioritari. Tutte le regioni italiane nella stesura del PNR non sono state consultate. Abbiamo protestato proprio perché Roma non sa come muoversi. C'è ancora spazio? Non solo lo spazio c'è, lo stiamo chiedendo e lo otterremo, ma state attenti, si tratta di progetti vecchi, quelli che ha messo in campo il governo centrale non sono prioritari rispetto ad una regione che ha bisogno di grandi e medie infrastrutture, tutte di competenza romana e non di competenza regionale. Noi per fortuna abbiamo i fondi comunitari, dobbiamo spendere nei prossimi 7 anni circa 30 miliardi di euro, la Sicilia ha bisogno di ferrovie veloci, di un collegamento stabile sullo stretto, di chiudere l'anello autostradale e di un porto hub. Su queste cose pretenderemo che il governo nazionale finalmente si ricordi della Sicilia. Nel suo intervento lei parlava di un anno e forse più difficile. Io non ho studiato per combattere una pandemia, eppure lo ha fatto e proprio tra qualche giorno la Sicilia ritorna a zona bianca. Nessuno dei colleghi governatori abbiamo studiato per gestire una pandemia. Nessuno pensava di dover trovare davanti sul nostro cammino un dramma così particolare, eppure abbiamo seguito la linea del rigore, la linea della fermezza, la linea della determinazione. In Sicilia siamo riusciti ad evitare quello che purtroppo è accaduto in Lombardia. Io ho chiuso l'isola per un anno, ho preteso che non entrasse gente da fuori proprio perché volevo salvaguardare chi entrava da fuori e quelli che erano già dentro. Abbiamo con la campagna vaccinale convinto anche i più riottosi. Adesso, fra qualche ora sostanzialmente torneremo in zona bianca, ma dipende sempre dai siciliani restare in zona bianca o andare in altra zona. Dipende dalla responsabilità collettiva e individuale di tutti noi. Io spero che ormai la pandemia sia alle spalle, almeno nella sua fase più acuta, e che i commercianti, gli operatori economici, tutti possiamo riprenderci la libertà di prima per guardare avanti e costruire una Sicilia diversa.